Benvenuti, oggi è martedì 18 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 17:41. La luna si leva alle 23:32 e cala alle 9:17. Oggi è il giorno di Santa Costanza. Il nome Costanza deriva dal latino e significa colei che ha fermezza. Fu molto usato negli ambienti cristiani, in quanto riferito alla fede. Oggi, 18 febbraio, ricorre la giornata internazionale del risparmio energetico. Per risparmio energetico si intendono tutti gli interventi e le tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre i consumi di energia e gli sprechi. Questa celebrazione è dedicata alla promozione dell'efficienza energetica e alla sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale. Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra anche nelle iniziative previste dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità, promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questa giornata, istituita nel 2005 con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, guida la nostra attenzione verso azioni concrete che possono fare la differenza in un contesto di crescenti consumi energetici. Oggi festeggiamo Roberto Baggio, il divin codino che oggi compie 58 anni. Baggio è stato uno dei più grandi campioni del calcio italiano e mondiale. Ha iniziato a giocare a Vicenza, poi è passato alla Fiorentina, dove è diventato l'idolo dei tifosi. Nel 1990 è stato acquistato dalla Juventus. Ha anche vinto il Pallone d'Oro e il FIFA World Player nel 1993. In nazionale ha partecipato a 3 mondiali, segnando 9 gol. Nel 1994 ha trascinato l'Italia in finale contro il Brasile, ma ha sbagliato il rigore decisivo. Baggio ha chiuso la sua carriera nel 2004. Oggi festeggiamo anche Alessandra Mastronardi, l'attrice italiana che oggi spegne 39 candeline. Alessandra ha debuttato in TV nel 1998 con la serie Amico mio 2, ma il suo successo è arrivato nel 2006 con I Cesaroni, dove ha interpretato Eva Cudicini, la figlia ribelle di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Nel 2009 ha vinto il premio come miglior attrice al Roma Fiction Fest. Nel 2011 ha lavorato con Woody Allen nel film To Rome with Love, ambientato nella capitale italiana. Ha recitato anche in altre serie TV come Romanzo Criminale, L'Allieva e Master of None. È il turno di John Travolta, il mito di Grease e la febbre del sabato sera, che oggi compie 71 anni. John è nato nel New Jersey da una famiglia di origini italiane e irlandesi. Nel 1977 ha conquistato il mondo con la febbre del sabato sera, dove ha ballato e cantato sulle note dei Bee Gees. L'anno dopo ha ripetuto il successo con Grease, il musical ambientato negli anni 50, dove ha recitato con Olivia Newton-John. Nel 1994 ha avuto una rinascita artistica con Pulp Fiction, il film di Quentin Tarantino che gli ha valso una seconda nomination agli Oscar. Una Torino festante, tappezzata di tricolori, accolse il 18 febbraio del 1861 la prima seduta del Parlamento dell'Italia Unita. Completata l'unificazione geografica, a parte Roma, bisognava costruire da zero quella amministrativa, economica e sociale. Ma sapete cosa sono gli acceleratori di particelle? Come intendiamo dalla parola stessa, sono apparecchiature che accelerano le particelle, portandole fino a velocità prossime a quella della luce. Ma come funzionano? Usano campi elettrici e potenti campi magnetici per creare un fascio di particelle. Molti acceleratori sono circolari, in modo che le particelle possano percorrere numerosi giri, aumentando ogni volta la propria energia, prima di scontrarsi o arrivare su un bersaglio. Buongiorno ai 12, oggi 2 splendidi cambiamenti nello zodiaco, tutti d'acqua. Il sole entra in pesci e la luna entra in Scorpione. Questo stupendo trigono d'acqua accende di sentimenti e passione tutto lo zodiaco. Ariete,
La bella Venere nei vostri gradi continua a dialogare con Giove, tessendo le sue trame, un cielo decisamente molto più calmo oggi, quindi potete assolutamente dedicarvi ai chiarimenti e alle gioie dell'amore. Toro. La vostra giornata oggi prevede la luna storta, proprio perché entrando in Scorpione ci sarà una fase emozionale fatta un po' di alti e bassi, ma oramai ci siete abituati con Urano che vi fa fare un po' su e giù. Pazientate. Gemelli, giornata oggi che prevede lo spegnimento del trigono della luna. Ci pensa Giove però ad armonizzarsi con Venere e a rendersi assolutamente indispensabile come l'affetto che per adesso state nutrendo. Inizia anche la quadratura del Sole ai vostri gradi, quindi un fisiologico calo di energie. Il Sole è entrato in Pesci. Cancro, viva l'acqua oggi, è proprio il caso di dirlo. Il Sole vi corrobora della sua energia entrando in Trigono e lo stesso farà la vostra dea, la Luna. Quindi oggi godetevi una giornata che, anche se il brontolone Marte nei vostri gradi retrogrado tenterà di guastarvi, non riuscirà assolutamente, anche perché stanno iniziando ad arrivare delle buone notizie. Leone, inizia una quadratura della Luna. La Luna in Scorpione per voi è una Luna che prevede un po' di caoticità in famiglia. Di contro però la bella Venere vi farà decidere di risolvere tutto con chiarezza e amore. Vergine, una giornata oggi molto più piacevole. La Luna si sposta in una vostra ideale terza casa rendendovi più comunicativi. Il Sole però entra in Pesci e quindi vi chiede di fare i conti con lo stress imperante che state sopportando da un po'. Cercate di capire bene come affrontare una situazione per sbloccare un po' l'impasse in cui vi trovate. Bilancia, Luna oggi che parla di denaro, una Luna che però è molto ben aspettata e che sembra augurare in combutta col Sole una ripresa economica decisamente molto interessante. Anche Mercurio ci mette la sua e quindi oggi arriveranno mail o telefonate importanti. Scorpione, protagonisti anche voi come gli altri due segni d'acqua di questa giornata molto importante. La Luna attraversa i vostri gradi e vi rende assolutamente sensibili e permeabili ad ogni emozione. Il Sole è finalmente entrato in Trigono e inizia per voi una bella fase che non vi deve guastare la quadratura di Plutone, che vi fa pensare sempre a essere sospettosi, a capire cosa c'è dietro. Sagittario, giornata molto intensa oggi, anche molto intuitiva. La Luna vi dà dei suggerimenti importanti. Il Sole però inizia a entrare in quadratura e quindi anche per voi un fisiologico calo di energia ed esuberanza negli sport o nella vostra iperattività. Calmatevi un po'. Capricorno, buone notizie, il Sole entra nel segno amico di Pesce, complice anche la Luna in Scorpione. Oggi avrete chiarezza, forza e una maggiore disponibilità di manovra. Aggiusterete le cose in amore e chiarirete anche i vostri sentimenti. Coraggio, sta per iniziare un bel periodo. Acquario, oggi il Sole vi abbandona, il vostro periodo zodiacale è finito e inizia comunque una fase molto positiva per quello che riguarda l'economia e i riscontri che avrete a breve per i benfatti che state portando avanti. Cercate sempre di avere fiducia nel futuro e di gestire bene le vostre relazioni lavorative. Pesci, giornata oggi in cui il Sole vi incorona come re dello zodiaco. È arrivata l'energia potente del Sole a rischiarare un po' il cielo zodiacale. Sicuramente questo passaggio porterà complici anche Mercurio, Saturno e Nettuno, tanti nuovi stimoli per la vostra vita un po' a tutto campo. Oggi è un nome che fa rima con cultura. Era il 18 febbraio del 1925 quando Giovanni Treccani fondò l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che dal 1929 al 1937 pubblicò 35 volumi di testo e uno di indici. Fu la prima grande enciclopedia biografica italiana e ancora adesso, migliaia di aggiornamenti più tardi, è la più autorevole. Un modo di dire molto usato è: le bugie hanno le gambe corte.
Questo significa che le bugie vengono sempre smascherate, che non possono durare a lungo. Questa espressione ha un'origine letteraria, precisamente da una favola di Fedro. La storia racconta di un artigiano che scolpì una statua chiamata Verità. Il suo apprendista volle imitarlo e fece una statua uguale, ma gli mancò l'argilla per fare i piedi e le gambe, che rimasero corte. Da qui il proverbio che suggerisce che le bugie sono facilmente riconoscibili e non possono reggersi in piedi. Oggi parliamo di Giovanni Passannante, l'anarchico che nel 1878 tentò di uccidere il re Umberto I. Odiava la monarchia e il potere e per questo decise di compiere un gesto estremo. Il 17 novembre 1878 a Napoli si avvicinò al re e al presidente del Consiglio Cairoli, che erano in carrozza, e li aggredì con un coltellino. Il re fu ferito lievemente, mentre Cairoli lo difese con il proprio corpo. Passannante fu subito arrestato e processato, fu rinchiuso in una cella orribile sull'isola d'Elba, dove subì torture e umiliazioni. Dopo 10 anni fu dichiarato pazzo e trasferito in un manicomio dove morì. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcune persone sono anziane a 18 anni e altre giovani a 90. Il tempo è un concetto creato dall'uomo. Grazie per averci seguito anche oggi. Noi torniamo domani per un appuntamento dell'almanacco pieno di curiosità, modi di dire e personaggi famosi. Non mancate! Buona giornata dalla vostra Martina.